soffermiamo su uno dei temi del giorno, che è legato alle dimissioni del presidente del Taranto Calcio Giove e soprattutto al terremoto che ne è conseguito e ne sta conseguendo. In particolare proviamo a entrare nello spogliatoio del Taranto e cerchiamo di capire appunto i movimenti che ci sono con Francesco Friuli, la voce dello sport di Cittadella alla radio. Ciao Francesco. Buongiorno Marina, buongiorno a tutti. Allora Francesco, si parla di dimissioni di Capuano, alcuni giocatori sono andati via dal ritiro, leggevo, mi dai ora tu conferma, dalle testate sportive che addirittura il ritiro è stato chiuso in maniera anticipata. Ci dai delle informazioni su tutto questo? No, noi confermiamo quello che abbiamo detto al GR di ieri delle 16:30, ossia di Capuano. Capuano è vicino all'addio, molto vicino, possiamo dire, possibile in giornata. Il Taranto rischia tanto in questo momento, anche un eventuale -6 per la prossima stagione. Andiamo a spiegare il motivo. Sì. Ieri era la prima data utile per il pagamento degli stipendi. Il Taranto, se non ha ottemperato a questo, il Taranto rischia il -4, che è quello della passata stagione. Siccome c'è la recidiva, il Taranto rischia altri 2 punti di penalizzazione, quindi si partirebbe da -6, ma questo è l'aspetto che paradossalmente potrebbe interessare di meno, perché il problema più grave è questo: il disinteresse da parte di Giove, vista la questione stadio, sembra essere molto più concreto rispetto a quello che si era pensato, e soprattutto, venuti meno quei tipi di accordi, sta saltando letteralmente il banco. Il ritiro è stato chiuso nella giornata di ieri, nella tarda serata di ieri, visti anche alcuni addii. Scheretti non è stato depositato il contratto, il giocatore è libero. Pierozzi torna alla Fiorentina per poi cercare una nuova squadra. Il Taranto potrebbe a quel punto decidere di vendere i giocatori che ha attualmente in rosa per poter fare cassa e lavorare su un impianto più giovane per la prossima stagione, lavorando con un tecnico che magari accetterebbe un progetto al minimo per arrivare e traghettare il Taranto verso una nuova soluzione, che a questo punto sembra essere realmente inevitabile per il futuro. Già, ma chi? Chi lo dovrebbe vedere a quel punto? Giove, che dovrebbe realmente mettere in quel caso la società in vendita, con l'aiuto eventualmente, e qui c'è stato da parte della fondazione, la PS Taras, ed eventualmente anche del comune, che potrebbero aiutare Giove a cedere il titolo. Al momento la situazione però è questa: il Taranto ha pezzi che vanno via della squadra, una penalizzazione possibile in classifica a causa di questa mancanza degli stipendi, e un futuro, qualora fosse confermato, ovviamente noi sempre con i se e con i ma dobbiamo andare avanti, e soprattutto una mancanza di progettualità e un futuro nerissimo davanti agli occhi. Francesco, si parlava del nome di Passiatore qualora Capuano andasse via per traghettare questi giovani. Anche Panarelli, qualora appunto andasse via Ezio Capuano per traghettare questo gruppo giovane di cui stavi parlando. Quindi insomma una stagione che si prospetterebbe veramente di passaggio e di basso tono, per cercare poi piano piano di rimettersi in carreggiata sostanzialmente. Il Taranto riuscirà a fare la sua stagione, Marina. A questo punto dobbiamo utilizzare anche il Taranto al 2 di agosto. Vi dico anche molto tranquillamente che gli scenari davanti sono tanti, ma non sono semplici. Il primo, ripeto, un passo indietro da parte di Giove, che punta a un campionato con i giovani, lo abbiamo detto. Un passo indietro di Giove è un campionato di transizione verso una nuova soluzione societaria. Con chi? In che modo? E questo bisognerà capirlo. Ma c'è anche la soluzione legata a non si può fare più nulla, si chiude per un anno il calcio a Taranto, anche perché la notizia c'è una notizia minore, ma non tanto minore, quella che vi sto per dare: non si è iscritto nemmeno il Talsano in promozione. Ora qualcuno mi potrà dire: vabbè, ma adesso che c'entra con il Taranto? No, c'entra perché un'eventuale ripartenza del Taranto da una serie minore, magari ripartendo da un titolo che è all'interno della città, bene, non c'è più nemmeno la possibilità di puntare su un titolo come dell'altra squadra di Taranto. Quindi a questo punto veramente lo scenario davanti diventa molto complicato, e salvare il salvabile significa traghettare questo titolo
verso un futuro migliore, difficile in questo momento da ipotizzare, e non perché io voglio pensare negativo, ma sono stato sempre realista. Al momento, se hai sul groppone situazioni di questo genere, non progettualità per colpa dello stadio, su questo possiamo anche discutere, no? Perché comunque la forza poteva esserci anche sotto un altro profilo, però diciamo che oggi quello che ci interessa di più è capire l'aspetto proprio calcistico, diciamo, più che politico, legato allo stadio. Sì, però purtroppo sono legati, ripeto, io ho sempre detto questo, la società ha sempre detto dal primo momento, quando c'è stata la penalizzazione, noi con quei 2 mancati incassi abbiamo preso il -4, e io la domanda che feci qui è: ok, ma se il Taranto non ha lo stadio a disposizione, che cosa accade? C'è il rischio nuovamente del -4? Purtroppo, se vengono confermate le voci che dicevamo in precedenza, quel rischio si è già concretizzato senza arrivare alla situazione sportiva pura, cioè a giocare le partite. Francesco, un sì o un no? Se Capuano va via, torna Galigani, che era andato via di nuovo sbattendo la porta? Sì o no? Potrebbe. Ok, va bene. Né sì né no, forse. Va bene, dai. No, ma guarda Marina, ma credimi, cioè praticamente si accetterebbe il progetto di Galigani, ti dovrei dire di sì, ma siccome poi nei rapporti personali ci possono essere anche delle... come ti posso spiegare in maniera più semplice? Si possono incrinare i rapporti, ecco, mettiamolo così. Al di là di, ok, accetto il tuo progetto, sì, però purtroppo i rapporti si sono incrinati, io non torno. Ci può essere anche questo. Ok, però va bene, quindi è da vedere. Potrebbe tornare. Grazie. Penso che potrebbe tornare.